tutti voi una cordiale buona serata, ben ritrovati con Volley Time e oggi in studio qui con me ho Nicola Settini, componente del CDA della Beng e ricordo come la volta scorsa presidente della quarta commissione consiliare in comune a Rovigo, dopo scopriremo perché di nuovo, ma ormai non è più un segreto. Anna Bombonato, giocatrice nella Beng con il ruolo di libero e con la maglia numero 2, benvenuta per la prima volta qui con noi Anna, e il nostro caro Nicola Benini, allenatore della Beng. Allora ben trovati ai miei ospiti, comincio ricordandovi che anche nella scorsa partita la Beng ha vinto perdendo un solo set contro il Meduna, quindi sono 9 le vittorie consecutive della squadra e ovviamente sul campo del Meduna l'ultima vittoria. Un altro passo avanti verso gli obiettivi prefissati, Nicola. Sì, siamo primi, abbiamo allungato sulla seconda e sulla terza, quindi continuiamo per il cammino che abbiamo intrapreso ormai 2 mesi fa. Il cammino è ancora lungo comunque, siamo in linea con gli obiettivi, vediamo di proseguire insomma. Nicola Settini, ho 2 Nicola oggi quindi li gestirò con il cognome. Innanzitutto buonasera. Buonasera. Sì, diciamo che la vittoria di sabato sera è stato un altro passo in avanti verso quegli obiettivi che ci siamo prefissati ad inizio di stagione. Però ripeto, come dico sempre anche con Nicola, nulla è ancora stato fatto. I risultati ce li abbiamo a fine maggio. Certo, e allora Nicola Benini, cosa è mancato per chiudere questa volta col 3-0? Beh, avevamo la possibilità di chiudere 3-0 perché erano 24-21, abbiamo gestito male il finale di set. Gli avversari non hanno rubato niente, però siamo stati un po' ingenui noi nella gestione degli ultimi palloni del terzo set e quindi ci è scappata la sconfitta di un set. Che il presidente magari avrà gradito poco, però sappiamo che ancora sul 3-1, sul 2-1, insomma. Ancora sul 3-1 ce lo possiamo concedere. No, al di là degli scherzi un po' dispiace perché secondo me per raggiungere l'obiettivo bisogna essere un po' affamati e chiudere le situazioni quando si presentano, per poi diventa rischioso. Certo. Fortunatamente nel quarto set ci siamo rifatti, abbiamo chiuso con i 3 punti e quindi non ha fatto danni. In generale che partita è stata? Ma è stata una partita dai 2 volti perché siamo partiti molto concentrati, molto attenti e abbiamo vinto con estrema facilità il primo set, molto più per merito nostro che per demerito delle avversarie, e poi noi ci siamo un po' rilassati. Probabilmente ho fatto anche qualche cambio per dare modo a chi stava giocando poco ultimamente di scendere in campo, magari serve un po' di tempo per prendere le misure, per prendere un po' il ritmo. Loro, dal canto loro, hanno giocato una buona partita, hanno forzato molto come ci si aspettava e quindi è stata un po' più combattuta del previsto, però insomma avevamo messo in preventivo di trovare una squadra che in casa propria può diventare ostica. L'importante è stato portare a casa i 3 punti e guardiamo avanti, mettiamocela via, pensiamo alla partita dopo e come sempre facciamo. Insomma. Allora Anna, veniamo un attimo a te, dicevo per la prima volta in studio qui con noi, sei la giocatrice più giovane della Beng, hai 18 anni, allora innanzitutto com'è vestire la maglia giallo-nera? Beh, sicuramente emozionante, arrivare al palazzetto sempre con una squadra importante nel nostro campionato è sempre emozionante, sempre importante, quindi bello. Ecco, come gestire la vita ancora diciamo da studente di liceo e i tanti impegni che la Beng ti propone in calendario? Beh, è difficile sicuramente. Ci vuole impegno, costanza, però alla fine qualcosa si arriva a dei miglioramenti, con l'organizzazione si riesce ad arrivare a fare tutto, insomma. Ecco, che squadra è la Beng? Una squadra forte, unita, che ha un grande obiettivo. Che è ovviamente la vittoria. Il campionato. Ovviamente. Si sa. Questa partita, ultima giocata, la grinta non è mancata, ma dal canto tuo da giocatrice cosa è mancato per vincere 3-0? Beh, forse un po' la concentrazione, l'attenzione, ci siamo rilassate, però capita con una squadra che magari si vede un po' bassa in classifica, si vede la differenza e forse quello ci è mancato un po' di concentrazione, ecco.
E allora Nicola Settini, un risultato che vale doppio quello di sabato, visto il passo falso di Belluno a Gorizia e di Villorba sul campo del Chions. Intanto, se la regia ci manda anche la classifica, allora è stata ovviamente una partita che ha permesso alla Benj di allungare la classifica. Sì, abbiamo allungato in classifica grazie ai passi falsi delle due squadre che ci stanno sotto, e ci ha permesso questo di allungare, di fare un altro passo in avanti. Però ripeto, dobbiamo stare attenti perché il campionato è pieno di mine. E già da domenica prossima abbiamo il Chions, quindi una squadra molto forte, e dobbiamo stare molto attenti perché altrimenti andiamo a rischiare che quello che si è fatto fino adesso risulti praticamente nullo. Certo. Comunque sì, diciamo un passo in avanti, importante. Ecco, allora Nicola, il solito tuo commento alla classifica. No, la classifica è molto, molto bella vista così perché 6 punti sulla seconda sono un distacco importante. Ovviamente, come diceva Nicola, non sufficiente. La cosa che balza agli occhi, o perlomeno balza ai miei occhi, è che nelle prossime 5 partite abbiamo le 5 squadre che ci inseguono, senza soluzione di continuità. Quindi... Sì, non è ancora ora di festeggiare, possiamo no, dire assolutamente. Per sottolineare un po' il fatto che il calendario adesso ci propone già da domenica 5 partite molto difficili che si susseguiranno, e quindi è importante rimanere concentrati, attaccati, perché non possiamo permetterci distrazioni e poi dopo, forse terminato questo tour, potremo guardare da un'ottica diversa la classifica, però adesso è un momento molto importante. Avere 6 punti di vantaggio sulla seconda è comunque confortante, perché è, come dicevo prima, un distacco importante, ma il bello viene adesso. Ovviamente. Anna, un destino che si è ripetuto, quello con il Meduna, perdere un set sia in andata che in ritorno. Perché? Beh, la squadra di Meduna è comunque attenta e concentrata e ha giocato al massimo sia l'andata che il ritorno. Le squadre che sono a fine classifica non sono lì perché non sono valide, ma perché si sono sopraffatte le altre, quindi ci tentano comunque con noi di portare avanti il punteggio e certo, di fare la cosa migliore. Ecco, ovviamente non hanno nulla da perdere. Esatto, non hanno nulla da perdere e quindi... noi siamo un ostacolo importante. Certo. Ecco. Beh, ovviamente però anche da parte vostra sicuramente c'è tanta voglia di riscatto, anche ancora adesso che diciamo vi apprestate solo alla 5ª giornata di ritorno di campionato. Sì, noi siamo sempre concentrate, sempre convinte del nostro obiettivo e ce la mettiamo sempre tutta, questo è normale in una cosa agonistica come la nostra. Certo, e in squadra cosa si mormora? C'è tensione, tanta, sì, però siamo lì, ci alleniamo per migliorare sempre. Ecco, avete notato delle criticità particolari in quest'ultima partita o diciamo era una come tante altre? No, il solito possiamo dire, cioè, aveva i suoi punti forti, i suoi punti deboli come tutte le squadre e ci siamo concentrati su di loro, ma soprattutto su di noi, questo è l'importante e quello a cui puntiamo tutti gli allenamenti. Avete però trovato una squadra diversa rispetto all'andata? Sì, sempre che non ha nulla da perdere, come dicevamo prima, e anche perché vista la posizione gli obiettivi sono quelli. Però sì, sono più concentrate, più con voglia di vincere, ecco. E allora passiamo invece a parlare un po' di quella che sarà la prossima partita, lo facciamo con l'allenatore, con Nicola. Il Fruitex Chions è una delle sorprese di questo campionato, possiamo definirlo così, una squadra neopromessa che però sta facendo molto bene. Sì, non ce l'aspettavamo all'inizio dell'anno perché è comunque una squadra piena di giovani. Però è una squadra ben allenata, ben amalgamata, ha un paio di giocatrici esperte che fanno un po' così da chioccia e un sacco di giovani interessanti, qualcuna credo anche nel giro delle nazionali giovanili, quindi con centimetri, tecnica e con un futuro forse anche davanti. E in casa si sono dimostrate dure per tutti, hanno sempre vinto. E nel girone di ritorno hanno cominciato a vincere, ad avere continuità anche in trasferta, quindi è una partita difficile da prendere con le molle,
questa volta più di altre perché comunque noi là abbiamo perso. Forse sottovalutandole un po', però noi là abbiamo perso, quindi c'è voglia di riscatto, penso e spero nelle ragazze, ma va presa con molta attenzione. Ecco, da allenatore e poi dopo da giocatrice, la domanda è la stessa che voglio porvi. Qual è l'elemento veramente insidioso di questa squadra? Beh, per me è l'amalgama delle giocatrici che hanno. Sono molto giovani, molto, come dire, umorali, e quindi se trovano coraggio, se vedono che le cose vanno bene, aumentano nella spregiudicatezza del loro gioco e diventano difficili da fermare. Invece magari se trovano un osso duro subito e magari si riesce a imporre il proprio gioco, tendono un po' di più a spegnersi. Anche se devo dire che dall'andata al ritorno hanno cambiato alcune cose e quindi hanno giocatrici esperte che stanno giocando con regolarità in ruoli importanti, quindi ecco, magari infatti, riescono a gestire un po' di più questo aspetto era proprio la domanda psicologico. che volevo farti questa, vedendole giocare queste squadre anche nel girone di ritorno, no? E quindi aspettandovele nuovamente, come sono cambiate e come è cambiata la bench? Beh, partiamo dagli avversari. No, questo avversario in particolare è cambiato perché una delle giocatrici principali che prima faceva il libero adesso è tornata a fare la schiacciatrice, quindi ha un peso all'interno dell'equilibrio della squadra importante e si trova a gestire i palloni importanti. È comunque una squadra che è cresciuta tanto, perché è una squadra di giovani, quando si trova ad affrontare un girone d'andata accumula esperienza e nel ritorno di solito i giovani crescono parecchio rispetto a quello che potevano offrire all'inizio. Quindi è una squadra che è cambiata molto e in meglio. Il loro allenatore è sicuramente molto esperto, perché è un allenatore che ha tanta Serie A alle spalle. Tra l'altro la nostra Ilaria Corazza lo conosce bene perché è stato uno dei suoi allenatori. Sì. E quindi è una squadra che è cambiata molto in meglio e mi aspetto una partita molto molto difficile. Dal canto nostro noi siamo cresciuti come mentalità, come ordine, come concretezza e quindi penso che insomma, abbiamo le carte, come dico sempre, abbiamo le carte in regola per giocarcela e per imporre il nostro gioco. Bisogna al solito approcciare nel giusto modo la partita e leggerla come stiamo facendo ultimamente. Certo, del beh, resto. di sicuro neanche il Chions è stato lì ad attendere, vi ha visto giocare, quindi si sarà anche preparato a dovere. Quindi sarà forse uno scontro bello. La partita questo, è sempre, sono sempre due scontri, quello delle giocatrici in campo e quello tra gli allenatori a livello tattico. Certo. E invece appunto da giocatrice qual è l'insidia che di più c'è, se c'è, in questa squadra? Beh, sicuramente noi all'andata abbiamo trovato difficoltà nell'unione tra di noi e nella grinta che c'era all'andata è mancata un po' e adesso l'abbiamo raggiunta e creata, c'è un equilibrio e un ordine che è decisamente migliorato, quindi la partita è diversa. In più il Chions è unito, è giovane come diceva prima il mio allenatore e aveva tanto fisico, ecco, che l'altezza ha contato molto, che anche nelle altre abbiamo notato di noi e ci siamo confrontate e notato la grande differenza, ecco. Però non vi spaventa? No, non ci spaventa, ormai quasi nessuno. Ecco, punto di forza di questa squadra, quindi abbiamo visto l'amalgama, ma il fatto di giocare fuori casa non potrà magari per questa squadra essere un punto in sfavore, quindi speriamo, un punto in favore anche vostro. perché noi abbiamo sempre la convinzione di avere l'imbattibilità in casa e quindi speriamo bene. Ecco, anche tu quindi sei dell'avviso che il Palazzetto dello Sport di Rovigo deve rimanere inviolato. Ce lo siamo promesse e quello deve rimanere. Certo, e ovviamente anche tu, te lo chiedo, non lo do per scontato, quanto è importante per te il tifo del pubblico nel palazzetto? Beh, quello è importantissimo, è bellissimo vedere i tifosi che festeggiano con noi e quindi invito tutti i tifosi insomma, a partecipare numerosi, soprattutto domenica e nelle prossime partite perché saranno delle belle partite. Ecco. Certamente. E allora io mi associo all'invito di Anna, quindi andate a vedere la bench giocare perché veramente merita. E nel frattempo, Nicola,
ho una domanda da un telespettatore che chiede, è una domanda che è già in questa formulazione è già tornata, però se potessi, dice, c'è una giocatrice che ti piacerebbe soffiare, c'è per caso una giocatrice che ti piacerebbe soffiare alla squadra avversaria, in questo caso parliamo del Kions, per questa partita magari anche in vista della prossima stagione? Beh, per questa partita no, mi tengo le giocatrici che ho, sarebbe stupido il contrario, visto che noi siamo primi e abbiamo lavorato tanto per creare coesione e un certo equilibrio, quindi per questa partita no. Per il futuro credo che abbiano un centrale molto interessante, molto giovane, come dicevo prima, però che ha tanti centimetri e sicuramente diventerà una giocatrice di prospettiva, quindi magari per il futuro, immaginandoci sempre toccando ferro, una Benji in categoria superiore, magari qualche giovane del genere sicuramente sarebbe interessante rubarla. Allora questa volta la tua risposta è ni, diciamo, un'altra volta era un no categorico. In relazione al futuro assolutamente certo. Cioè, in relazione al futuro sì, per quest'anno credo che le giocatrici che abbiamo ce le teniamo strette. Allora Anna, parliamo un po' del tuo ruolo all'interno della squadra, giocatrice con la maglia numero 2 nel ruolo di libero. Cosa vuol dire? Vuol dire portare pazienza. Io che sono la più piccola e la più inesperta, bisogna accettare tante sfide, tanti cambiamenti e bisogna essere sempre determinati e concentrati in prima persona e poi affidarsi alla squadra, ecco. Ho delle grandi giocatrici a fianco che mi danno una mano e per me è tanto importante migliorarmi, ecco. C'è un ruolo al quale aspiri o il tuo ti soddisfa pienamente? Mi soddisfa, anche perché visto la mia altezza non posso fare molto, quindi questo è il mio ruolo e mi piace tanto, l'ho cambiato da poco, però mi piace tantissimo. Sei giovanissima, lo ricordo, 18 anni, hai tutta la carriera sportiva davanti, cosa vedi nella tua carriera? Voglio solo migliorarmi, questo è il mio obiettivo principale, dopo dove si arriva, però il miglioramento tecnico, di esperienza, di tutto, questo è il mio obiettivo principale, ecco. E nella vita? Nella vita sto tentando di entrare nella Marina Militare, ho fatto l'esame ieri, oppure Crepi, e nell'Arma comunque su quell'ambito lì, ecco, vorrei entrare in questa occasione, trovare un'occasione qui dentro, ecco. Bene, allora da parte nostra davvero in bocca al lupo, chissà che non ti rivedremo qui in quelle vesti. Passiamo invece di nuovo a Nicola, sì, ti torturo, questa sera è la tua serata, e parliamo un attimo di giovanili. Allora sappiamo insomma che al momento solo il campionato provinciale Under 13 è ancora in corso con la Benj San Bortolo che nell'ultimo turno ha vinto per 3-0 e sta cercando di salire dal quinto al quarto posto in classifica. Da tecnico ovviamente quanto conta avere un vivaio ampio da cui poter attingere e quindi far crescere queste atlete? Beh, credo che avere un vivaio ampio sia di questi tempi quasi una necessità, perché crearsi giocatrici in casa vuol dire risparmiare sui costi e quindi nel momento economico in cui ci troviamo credo che sia un vantaggio per tutti riuscire a crearsi giocatrici in casa. Credo anche che se una squadra vuole aspirare a crescere di importanza e anche di categoria debba pensare con un occhio di riguardo al settore giovanile e debba crearsi un settore giovanile di qualità, perché credo che sia anche un motivo d'orgoglio per una società, oltre che come dicevo prima, un risparmio a livello di costi se si riesce a lavorare bene. Ovviamente non è tutto automatico, per arrivare a degli obiettivi importanti bisogna programmare bene il lavoro, cercare le persone giuste a cui affidarsi e lavorare tutti nella stessa direzione per la costruzione di un settore giovanile importante. È un lavoro che richiederà tempo, penso che negli obiettivi futuri della società ci sia quello di cominciare a creare un'organizzazione importante e penso che l'ambizione che hanno mostrato i nostri dirigenti e la società tutta porterà a creare qualcosa di assolutamente positivo.
E allora Anna, a queste ragazzine che abbiamo detto tante volte in trasmissione, vi guardano con occhi proprio di desiderio perché vogliono anche loro arrivare alla B2, cosa ti senti di dire? Di impegnarsi tanto, di saper aspettare l'occasione giusta, e di concentrarsi ma anche di divertirsi e di guardare anche sempre con l'occhio di riguardo la scuola, che secondo me è fondamentale visto la loro età, certo, che sono piccole e che io ancora sto finendo. Certo. Ecco. Quindi comunque impegno, grinta Sì. e sicuramente determinazione. Sì, esatto. Bisogna volere gli obiettivi. E proprio di obiettivi parliamo con Nicola Settini, perché uno degli obiettivi della Benj è proprio quello di riuscire a poter giocare le partite di Final Four di Coppa Italia in casa a Rovigo. E allora in quanto appunto facente parte della commissione consigliare, Nicola, ti chiedo, e anche perché i telespettatori ci hanno scritto a tale riguardo ed è per quello che ti abbiamo invitato ancora una volta in trasmissione, qual è lo stato dei lavori? Allora, lo stato dei lavori, questa sera scade la presentazione delle domande, quindi questo è già un dato di fatto. Diciamo che innanzitutto voglio ringraziare il lavoro eccezionale che sta facendo Andrea Scanavacca. Che ricordiamo è l'amministratore delegato che l'amministratore delegato sta facendo un lavoro veramente eccezionale di preparazione delle domande, quindi c'è tutta una serie di cose, di lavoro sotto che è veramente impegnativo. E poi volevo ringraziare pubblicamente l'amministrazione comunale, in primis con il sindaco e in particolare gli assessori Paolon e Bimbatti, perché veramente assieme ad Andrea Scanavacca e a loro si sta creando sinergia per cercare di portare questo obiettivo a Rovigo, obiettivo che reputiamo tutti quanti importante per la città. Quindi notizie penso che le avremo per questo fine settimana, qualche notizia un po' più, però ripeto, stiamo lavorando molto intensamente sia come amministrazione comunale che come Benj, speriamo bene, insomma, credo da quello che mi si dice che ce la giochiamo tutte tra noi e Messina. Ah, insomma, quindi da un capo all'altro dell'Italia. Esatto, da un capo all'altro dell'Italia. Speriamo Rovigo, insomma. Ecco, va bene, allora ci speriamo davvero anche noi, perché magari vi si può anche seguire con più facilità e perché no, magari proporre anche le partite in TV. Mentre Messina diventa un po' scomoda. Un po' lunga. E allora torniamo un attimo a parlare di campionato, ovviamente ne parliamo con l'allenatore, abbiamo accennato prima che la Benj è attesa da una serie di impegni, marzo sarà davvero un mese pregno, infuocato, probabilmente anche decisivo per la Benj. Affronterete in serie Chions, Scorzè, Villorba, Belluno e Martignacco, poi subito dopo Final Four e forse potrà cominciare, diciamo, anche una stagione di respiro, però insomma, allora che mesi saranno i prossimi? Sarà un mese di fuoco, sarà un mese determinante, non decisivo, però non dobbiamo pensare che tutto, arrivate alla Final Four, tutto finisce, perché poi abbiamo altre 4 partite, quindi sarà un mese importante perché sono scontri diretti, come dico sempre, gli scontri diretti valgono doppio perché creano gap, se si vincono creano gap, e quindi la classifica in caso di vittoria potrebbe assumere aspetti ancora migliori di quanto già non sia, però sono partite delicate a cui bisogna arrivare preparati, che comunque saranno pesanti dal punto di vista psicologico più che fisico, perché l'intensità sarà altissima e quindi io spero che ci sia la voglia da parte di tutto il gruppo di affrontarle assieme, tutte d'un fiato, e poi rialziamo la testa e vediamo che cosa è successo, perché ecco, ovviamente le speranze lo sappiamo tutti quali sono, non le diciamo. Guardate le puntate precedenti. Però sì, poi ci sarà la Final Four e poi comunque subito dopo la Final Four saremo di nuovo in campo, sul campo di casa per il derby con il Baule, quindi non è che finite queste poi ci si rilassa, no, si deve continuare a pedalare, anche perché quando si fa sport a livello agonistico l'obiettivo, come dice sempre il nostro presidente, è la vittoria. È la vittoria.
Ad Anna chiedo, si può uscire rafforzati da un periodo di stress come quello che vi aspetta da adesso ai prossimi giorni, anzi alle prossime settimane? Sì, beh, è dura, però insieme ce la faremo, speriamo. Ecco. Un consiglio alla squadra e all'allenatore? L'allenatore sa benissimo il suo lavoro, sta facendo benissimo il suo lavoro, quindi sa benissimo quello che deve fare. Un consiglio che posso dare è di continuare a restare uniti, alle ragazze in particolare, certo, di impegnarsi e di combattere e di avere quella voglia di vincere, che è la cosa fondamentale e importante che può portare la società e anche la città di Rovigo a degli obiettivi molto importanti. Molto bene, allora grazie ai miei ospiti Nicola Settini, Anna Bombonato e Nicola Benini. Io vi ricordo l'appuntamento più importante, come sempre quello della Benj in campo per domenica prossima, 4 marzo, ore 18, Palazzetto dello Sport di Rovigo, per la quinta giornata di campionato di ritorno ovviamente. E invece gli altri appuntamenti con la Benj sono sempre su Veneto Oggi il mercoledì alle 21, ma anche in replica il giovedì alle 12:30 e alle 19, e come sempre tutte le notizie costantemente aggiornate anche sul sito della Benj, benjrovigo.it, dove potrete vedere anche le puntate di Volley Time, ovviamente grazie al canale YouTube. Io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio di essere rimasti in nostra compagnia. L'appuntamento è come sempre su Veneto Oggi mercoledì prossimo alle 21. Arrivederci.